Stiamo uscendo da Palazzo Zabarella dove c'è la mostra dei macchiaioli, mostra fantastica, e siamo invece di fronte a un ristorante che è aperto, è quello della gourmetteria, e il proprietario è Daniele Bobolato. Daniele, con la cultura si mangia? Certo che sì, che si mangia con la cultura, anzi un binomio che va a braccetto, perché la cultura fa mangiare, fa sia la mente sia lo spirito e soprattutto il cuore. In questa strada, via Zabarella, ci sono molti negozi, come ci sono molte attività commerciali anche su via Altinate. Possiamo dire che questa zona di Padova ha due grandi motori della cultura: Palazzo Zabarella e le sue mostre e il centro culturale di via Altinate, il San Gaetano. Qui in tempi normali arrivano un sacco di turisti. Cosa apprezzano i turisti di Padova? Beh, sicuramente questo museo a cielo aperto in questa zona, molti palazzi che sono conservati benissimo, e queste due realtà che ospitano delle mostre bellissime che attirano sia il pubblico dalla regione ma anche fuori regione per venire a vedere mostre bellissime. Tu sei arrivato e hai aperto la gourmetteria ormai parecchi anni fa. 8 anni. Poi c'è la vecchia Padova, che è storica, che ce l'abbiamo qui di fianco. C'è la profumeria Beghin, ci sono delle importanti realtà, ad esempio mi viene in mente anche quella bella libreria che hanno aperto di fianco al centro culturale. Insomma, è una città, è una zona della città che è comunque vivace. Sì, sicuramente sì, poi c'è anche l'università, quindi sicuramente è importante, viva e di gran passaggio, soprattutto durante il giorno. E allora, che andiate alla vecchia Padova, che andate alla gourmetteria o che andiate negli altri locali, anche via Zabarella e via Altinate ha il suo fascino.